Sempre più intensa la lotta al Covid dell'ULSS 7 Pedemontana all'ospedale di Sant'Orso, diventato uno dei punti di riferimento in Veneto per la cosiddetta terapia con anticorpi monoclonali, una terapia che sarà riservata a circa 10 pazienti dell'ULSS 7 ogni settimana, che saranno scelti dalla direzione di malattie infettive in collaborazione con i medici di base, tra quelli che hanno determinate caratteristiche come tampone positivo e la presenza di altre malattie rilevanti. La scelta dei pazienti per il momento spetta a me, è condivisa con i collaboratori. Vorrei precisare che questa è una terapia complementare del Covid, purtroppo non è la terapia del Covid. Una terapia che si deve applicare entro i primi 10 giorni di positività. Non è una terapia salvavita e non è neanche una terapia sperimentale, però è una terapia che è stata introdotta d'urgenza perché appunto non c'era nulla. Nulla di miracoloso comunque, ma si riduce quasi del tutto il rischio di ammalarsi di Covid in modo grave.